Oh, guarda che bel nome femminile. Ora faccio Ugo e non se ne parla più. Ho visto il nome femminile e faccio, ma sì, ma chi se ne frega. Fa Ugo, io posso fare quello che cazzo io. Chi ha detto di fare questo e quell'altro? Io dico e faccio ciò che mi gusta. Pronto? Pronto? Sì? Iginia? Sì? Parlo personalmente con Iginia? Sì? Oh, ciao Iginia, scusa se ti disturbo. Tu non mi conosci, o credo che tu non mi conosca, ma io ti conosco e ti ho vista. Mi chiamo Ugo e posso dirtelo sinceramente? Sì? Sei una donna splendida, mi piaci tanto. Ma scusa, ma chi sei? Io non... Mi chiamo Ugo e non ci siamo mai parlati prima. Ma tu dove abiti? Io abito in zona qua, abbastanza vicino. Ma dove mi hai visto? In giro. Ma in giro non può essere, perché io non giro mai. Ma non giri, insomma qualche volta uscirai, no? Molto poco, io vado a ballare un po'. Però non è che io di casa non esco mai, meno in quei periodi là, non è che... Dove vai a ballare? Ma io vado al centro. Al centro anziani a Gorarella, io vado solo che là, non è che non mi può... Al centro anziani, no? Al centro anziani? Sì? Sì, ecco, io ti ho Perché visto. io in giro non vado mai, guarda strano, giusto qualche volta per la spesa, ma vado qui vicino a casa. Sì, va bene, ma voglio dire, a ballare ci vai? Sì? Quando è stata l'ultima volta? Che ci sono andata? Sì. Domenica, infatti, allora vedi, no, che torna tutto, Eginia. Io ti ho vista allora domenica. Sì, eri tu, certo che eri tu, io mi sono informato, cioè presso una tua amica mi ha dato il tuo numero. Mi sono permesso, ecco, di telefonarti perché sono un po' timido. Ma senti, io avrei voluto invitarti a ballare, però non ce la facevo, insomma, mi vergognavo, ecco. Cioè io, senti, oggi sto parlando anche male perché sono influenzata. Lo sento. Di che non sto tanto bene. Questo mi dispiace, hai la febbre? Ho avuto febbre ieri, l'altro ieri. Ho capito. Senti, ma a parte questo, non vorrei stancarti troppo né disturbarti, ti dispiace? Guarda, una novità, io non... È una novità? Cioè sì, perché, io ho tante amicizie maschili e femminili, però li trovo, poi ci lasciamo. No, amicizie così nel senso, no? Una telefonata, una persona che non conosci, no, non è una mia abituenza, ma No, anch'io non sono abituato a fare queste cose. No, ma mica perché mica perché niente di strano, perché diamine. Perché a volte io dico, no, come ho avuto il telefono, mi chiamo, te l'ha dato una mia amica il telefono. Sì, però purtroppo non posso dirti il nome perché mi ha chiesto insomma, dice ti do il numero però non dire niente. No, ma guarda, non l'ha fatto per qualcosa di male, No, ma non mi importa, ecco, guarda, perché, ecco, io ripetendoti, infatti non do il mio numero del telefono a tutti, perché ti avrei anche detto, io sono una donna sola, no? Sì. Sono vedova da una vita. Lo so. Sì, me l'hanno detto, sì. Sì, che volevo dire, io però non do il telefono molto, meno che agli amici proprio ristretti, perché in tanti bisogni mi telefonano, anche ora appunto sto un po' bene, si fanno vivi, insomma mi aiutano con le parole, ecco. E sì che volevo dire, ecco, una telefonata così non... Ma mi dispiace di averti stupita, però forse non ti ha mica fatto dispiacere, ascolta, vero? Certo. Ti spiego una cosa. Sì. Prima delle feste di Natale, cioè io ho una sorella pure vedova a Piombino. E sono andata a prenderla per fare le feste qui assieme con me. So che ho un fratello che è giovanotto, non sta con me, però viene a mangiare qui da me. Per dirti, avanti le feste di Natale, infatti, un primo pomeriggio ho sentito una telefonata, come più o meno questa, no? Mi dice, sai, so Giulio, e anche lui lo stesso, dice, ti ho vista ballare, mi ha detto che gli piace un sacco di... Non ero io, non ero io. Un sacco di queste cose, no? Però poi io ho detto, no? Ma senti, io non ti conosco, che ne so, fammi capire se mai visto, dove e come, chi, cioè come ha trovato il numero del telefono, e dice così sfogliando, no, Dio, non è possibile. Poi siamo arrivati, diciamo, noi si diceva al sodo, e gliel'aveva dato un amico che più che un amico è vicino qui a casa mia, no? Però questa persona è stato anche stupido, perché io poi lo conoscevo. Ecco. Insomma, cioè è stato stupidino, perché ha fatto tante belle telefonate stupide che poi io dopo mi sono incavolata,
perché non si faceva mai vivo. Ma diceva cose strane? Ha capito? E sì che ora mi risento più o meno quasi la stessa cosa. Ma la situazione può essere la stessa, ma non sono la stessa persona io, assolutamente. Non sei nemmeno la stessa persona a parlare. No, io tra l'altro sono molto timido e questo... Scusami tanto, io ti ho dato del tu, però anch'io mi scuso, ma ti ho dato del tu fin dall'inizio. Io non do mai detto alle persone, però forse ti sei trovata a tuo agio, no? Sì, perché io do molto a tutte le persone, però se poi c'è una persona che mi dice va bene così... ma va benissimo, anzi sono stato il primo io, anche perché Iginia, io a parte il fatto che ti ho detto che mi piaci, sei una donna che mi piace, effettivamente credo che ci sia qualcosa di più. Io ho pensato molto, ecco, a te. Ma oddio, guarda, mi fa stupire, Ugo, perché ti stupisci, ma non ma mai visto davvero? Ti ho vista, anzi volevo invitarti a ballare, per la verità, però non ce la facevo, ecco. E come hai visto, io ballo con tutti? Ero come bloccato, sì, balli con tutti. Con le persone anche più anziane. Certamente, io poi non sono così anziano, in ogni caso mi è mancato il coraggio. Proprio perché, sai, posso ballare con un'altra di cui non mi interessa niente, ma con te ho avuto paura, ecco, che così ma che non sono nemmeno brutto per dire, non sono una persona. No, ma io sono talmente semplice, se questa mia amica ti ha dato il telefono sarà una persona che mi conosce anche bene. Sì, mi ha detto che sei una bravissima donna. Io sono semplice, sono alla mano, non sono una persona. Sì. Io sinceramente credo di essermi innamorato di te. Oh Dio mio, no. No? Madonna, mi dice parola grossa. Io non so che dire. Quando uno la notte non fa che pensare e non dorme. Quando uno mangia poco. Sì, certo. Certo, c'è una zona anche abbastanza vicina. Avrei tanta voglia, ecco, al di là del posto dove ti ho vista, tanta voglia, diciamo, di conoscerti meglio, ecco. Sinceramente, così parlare un po', farmi vedere, farmi conoscere, perché devi anche vedere. Io ti ho vista, tu magari mi hai visto, mi conosci di vista, ma chissà se ti ricordi. Non lo so apposta. Io comunque vorrei così approfondire questa conoscenza senza impegno, poi da cosa può nascere cosa, non si sa mai. Però ecco, vorrei almeno tentare, se a te non dispiace. Ma no, per carità, un'amicizia nuova, io ti ripeto, ne ho tante, ne metto un altro, mi fa anche tanto piacere, perché io sono una persona che leggo tanto e agli amici li voglio bene, tanto maschili e femminili, perché ovviamente vedo a me mi rispettano, mi vogliono bene, anch'io mi dedico. Senti, io in ogni modo, se non sto peggio, e auguriamoci di no, che questa affluenza mi passi, che l'ho avuta anche per le feste di Natale. L'affluenza? Io domenica vado al centro. Ah, torni al centro domenica? Vado al centro perché io lì, ho tante amiche, anche sicuramente tutte più grandi di me. Ma però... scusa, è una cosa che non mi è stata detta, ma tu quanti anni hai precisamente? Posso chiedertelo, dai? Sì, io ho 59 anni. Ah, vabbè, ma ne ho presi adesso agosto. Lo sai che ne dimostri molti meno? Secondo me, Sì, mi dicono di meno. Sì, è vero, dimostri meno. Mi dicono che non le dimostro. No, infatti, secondo me... Perché io sono viva, sono vivace. Io pensavo una cinquantina, ecco. No, infatti non me li dà nessuno questi anni, sono del 36, giusto, ti dico la verità. Sì. 36. Perché lo dico sempre a tutti, io dico, quanti anni ha? 60? Ma come 60? Sono mica tanti li faccio. No, non sono mica tanti, ma comunque li dimostri meno. Complimenti, Ginia. Vedi, avevo ragione io, che tu sei una donna veramente piena di vita e di sentimenti, è vero? È vero? Ma mi sembrerebbe. Sì, è vero. Non mi sento vecchia. In più, ecco, il fatto che tu socializzi con molta gente mi fa pensare che tu abbia anche voglia, bisogno, necessità, forse addirittura di avere una persona accanto un po' più fissa. Non lo so, questo non è che l'ho pensato molto. No. Poi se abbiamo occasione di fare due parole ti spiegherò ancora. È possibile vedersi o no? Non lo so, io vado lì al centro anziani, Sì. Ci vai domenica? Sì, perché stasera oramai ballano anche il venerdì sera. Sì. Ma stasera non voglio uscire. No, fai bene. Perché è meglio se anche mi sentissi bene uscire domenica. Almeno sto a casa oggi e anche domani. Sì. Domenica non c'è niente di nuovo, un pochino vado, anche perché per stare un pochino insieme con gli amici, hai visto, anche ascoltare un po' di musica. Sì, certo, indubbiamente sì. Spero che tu abbia 2 minuti per parlare un po' anche con me. Sì. Sì, perché io come hai visto io ballo con tutti. Sì, te balli con tutti, anzi sei anche brava, mi sono dimenticato di farti i miei complimenti perché sei proprio brava, insomma. Ma insomma. Ma sembri una ragazzina, sembri. Ma davvero? Grazie.
veramente, poi sei una donna così, cioè bella, non so come dirti. Dai. Sei proprio il tipo che io ho sempre immaginato potesse essere la donna ideale, ecco. Chi lo sa. Tanto hai visto lì al centro c'è anche il bar. Sì? Dove ci stanno tante persone che giocano anche a calcio. Sì. Che non è detto uno o nella sala da ballo, o lì al bar, voglia che... Sì. Certo, possiamo mettere un po' lì a sedere, a parlare e poi magari possiamo anche ballare insieme, no? Sì, ecco. certo. Senti, io però vorrei ballare solamente, scusa se te lo dico, ma balli non troppo, che non siamo troppo appiccicati. Non lo sai perché? No. Non lo sai perché, Iginia? No, te lo dico perché io ho un piccolo problema. Sì. No, è un problema, no, non è un problema, non è che sia una cosa brutta, però può essere imbarazzante. Cioè, a me capita, perché io non ti ho invitato a ballare perché avevo paura che capitasse questa cosa qua. Cioè, se io ballo con una persona, un ballo in cui naturalmente stiamo abbracciati quando si balla, no? Abbastanza vicini con i corpi, ecco, io posso dirtelo, insomma, sinceramente, ecco, in questo caso ho delle grosse erezioni. Siccome io ho quella che volgarmente si dice la voglia del ciuco, insomma, ce l'ho di proporzioni eccessive, grosse, e allora si vede, viene un gonfio enorme, no? E io, guarda, mi divento tutto rosso, è una cosa che da tutta la vita mi perseguita, cioè, perché chiaramente non solo ce l'ho grosso, ma si eccita molto facilmente. Se io praticamente sto a contatto con una donna, diventa subito così, e questa donna magari può anche pensare male di me, no? Che mi sia messo un cetriolo dentro, per fare il furbo, invece è proprio lui, che io non posso farci niente, capisci? È per questo che non vorrei, io ti avverto che se per caso, se noi parliamo, senti qualcosa di anomalo, piuttosto duro e grosso, quello è lui. No, ma poi tanto a me non è che i balli sopraffaciosi non piacciono, perché te come hai visto io ballo tanti balli moderni, sì che li ballo, visto si ballano tutti separati, insomma, il famoso ballo liscio e non è appiccicoso, perché hai visto non è come i giovani in discoteca, sì che poi nemmeno loro che ballano tutti separati. No, appunto no, separati ora fino a quel punto lì non ci arrivo, non è che mi metto a ballare come in discoteca, però ecco voglio dire, una volta ti ricordi la lambada, no? Questo ballo, non so se tu l'hai mai provato. La lambada. Mi è capitato di parlarlo con una ragazza anche abbastanza giovane, insomma, guarda, è successo un problema. Per il mio stesso problema, cioè è successo, sono scoppiati i pantaloni, no? È venuto fuori, capisci? E questa ragazza di per lì non se n'è accorta, no? E poi questo qui, così improvvisamente è entrato dentro. E mentre parlavo è entrato dentro, sai la lambada tutti in quel modo lì, capisci? È entrato dentro, si è fatto largo tra i murali. Questa ragazza ha fatto così, no? Cos'è? Cosa mi fai? Sono passato quasi da violentatore, ma io non volevo, capisci? Cose così. Ho avuto anche un'abbondante, come dire, eiaculazione. Ecco, questo, il mio problema è che io sono ipersessuale, capisci? A te dà noia questo? Ma è una cosa, non ci sono abituata, non mi è mai, non lo so. Posso chiederti una cosa, Iginia? Non so, tu se vuoi non rispondermi, ma tu hai rapporti sessuali adesso in questo periodo? No. Da molto tempo non ne hai? No, non è tanto. Non è tanto, ecco. Cioè tu sei stata sposata, ma sei vedova da tanti anni, no? Sì, dal 69. Dal 69, pensa a te dal 69. È tanto, Siamo 32 anni. 32 anni, con 69. Una figlia di 10 anni. Pensa un po', deve essere stato un brutto colpo, Perché ho un'unica figlia, questo unico nipote. Sì. Capisco. Comunque dal 69 tu spero, immagino che tu abbia avuto dei rapporti, insomma. Sì, diamine, poi appunto se ne avevo occasione di parlarci, poi appunto ti spiegavo, sì. E mi spieghi tutto, insomma. No. Non diciamo come si dice costantemente sempre, però sì, ho avuto compagnie. Diciamo sì, esaltariamente, naturalmente quando uno ti è piaciuto, non certamente così tanto per. Senti, una domanda indiscreta, ma tu sei sposato? No, io ti dico la verità, io sono esattamente come sono vedovo. Sono vedovo anch'io. Hai figli? No.
Non ho figli perché mia moglie non poteva averli. Ho capito. Io invece potrei. So che ho fatto delle analisi perché a suo tempo, no, tutte e due ci sottoporemmo a delle analisi per vedere chi era dei due. Era lei, io no, anzi avrei, figuriamoci, ma ormai sai, non è che voglia più averne, intendiamoci. Guarda, se vuoi saperlo, io ho un po' meno di te. Pensa un po'. No, un po' meno, ma non tanto. Dicevo che non dimostro, ma io sono vecchia. Ma no, che vecchia, non esiste il vecchio, capisci? No, io ho 3 anni meno di te, quindi, anzi, diciamo qua, 55, quasi 56 ne ho. Tu ne hai 59, vero? Cioè, 58 l'ho compiuto agosto, tra 59 c'è tutto l'anno. Però allora, ho compiuto 58 anni di agosto. Comunque, ecco, siamo lì, non è, alla nostra età, insomma, non è che un anno di differenza o 3 facciano. Magari quando siamo più giovani fa più effetto. No, non è quello, anzi, ma io ho questo problema della ipersessualità, cioè la donna che io amerò, a parte che ti ho già detto che ho un sentimento per te, ma che io amerò anche, cioè fisicamente, sarà una donna o completamente felice o infelice, perché tu come stai? Voglio dire, nel senso, sei capace di accogliere un membro molto grosso? Non lo so, appunto, ti dicevo, non lo so perché non è una cosa, ecco, che mi è capitato. Ecco, che non lo so, quindi ti sono capitati una risposta sbagliata e non avrebbe senso. Ti sono capitati tutti normali, insomma, più o meno, non tanto. No, infatti. Io, guarda, ti posso dire, guarda, siccome purtroppo ho questo, anche dal dottore mi è stato misurato, eccetera, no? Perché io cercavo quasi di farmelo ridurre, ma non c'è verso, non ce lo fanno. Non esiste un'operazione di questo tipo, no? E 33 centimetri. Sì? Rispondevo, c'è mio fratello al lavoro, scusa. vicino si va, dico sì? No, stavo dicendo appunto 33 centimetri, Iginia. E non è poco, sai? Apposta, capisci? E anche come grossezza. Non lo so, perché io non è che poi in fondo ho avuto proprio tante, ma ecco, di questo genere qui no. Quando te prendi 1 metro e fai 33 centimetri, vedi e ti accorgi, ti ci puoi arrampicare proprio sopra, Una cosa. Comunque può essere un'esperienza, tu non sei stretta di parti, vero? Ma è bello, non è che lo so molto, perché come ti posso dire, non è che ho avuto tanti proprio contatti, allora normale, ho fatto una figlia. Sì, vabbè, questo è. Insomma, a parte nel 58. Sì, ma questo sai, poi si richiude, insomma, nel senso non rimane mica. Appunto. Beh, ma in ogni modo altro questo è un discorso e poi per carità, io non lo voglio nemmeno pensare. No, ma io, capito, siccome io ho questo quasi un complesso per questa cosa qua, no? Perché c'è chi c'ha il complesso perché magari ce l'ha troppo piccolo, no? Io ce l'ho al contrario, che forse è meglio averlo piccolo, più piccolo ed è normale che più grande, perché io ho avuto dei casi di donne che io nella mia vita in qualche modo ho dovuto anche avere anch'io dei rapporti che si sono spaventate, cioè non se l'aspettavano ti rendi conto, ma hai visto bene, io sono anche piccola, Sì, tu sei bene, ma quello non significa niente. Io so per esperienza che ci sono delle ragazze molto alte che ce l'hanno, come dire, molto stretta e infantile, mentre donne piccole ce l'hanno, cioè sono tutte topa, capito? Cioè, capisci? E allora Iginia, io te l'ho voluto dire perché mi dispiacerebbe tantissimo che tu ti accorgessi di questa cosa senza che io te l'avessi detta prima. Grazie, ti ringrazio. Prego. Comunque sì, io ho avuto questo pensiero e ora il pensiero è quello di incontrarti, davvero. Allora senti, allora vuoi proprio incontrarmi lì, No, cioè sì, anche perché io diversamente non mi voglio spostare, perché poi appunto parleremo, ti spiegherò anche Non ti vuoi? Non ho capito, non ti vuoi? Non mi voglio spostare molto. Spostare. Poi vedremo, non è detto sempre, però ecco, così a primo attrito non è che io prendo e esco oppure diversamente, no, perché non sono una persona che giro molto. Ho capito. Io sto molto in casa, sì, sento sta festa del sabato e della domenica e onestamente prima partivo, anche solo mi allontanavo un po' di più perché anche io guido. Però visto, dopo con il tempo le cose poi come si dice passano, le furie, no? Sì. E allora mi sono messa lì, mi trovo, anche se io vicino a tante persone mi vedo ancora giovane anche se ho questi anni, perché se hai visto c'è tanta gente molto più anziana. Accidenti. Però io non mi trovo male perché come hai visto io leggo con tutti e allora sale l'incontro, queste amicizie, ci ballo, ci scambio 2 parole, beviamo una bibita insieme, qualcosa, poi a mezzanotte visto li chiude, si chiama una notte, buonanotte, ognuno a casa, ecco, non è che. Sì, Iginia. Sì?
Sai cosa mi è successo mentre ascoltavo la tua voce? C'ho un'erezione enorme. Niente. Enorme, ma Dio mio, guarda, anche per telefono mi fai questo effetto. Figurati quando ti vedrò. Oh mamma mia. Oddio, guarda, mi hai fatto un'impressione che la tua voce è dolcissima, anzi molto sexy, forse resa più sexy dal raffreddore. Ma cioè, io non è che ho una grande voce molto squillante, però ora sono un po' chiusa con il naso, sì. Non è che sto in forma massima. Mamma mia, mi è arrivato qua sotto il mento. Figurati là, mamma mia. 33 centimetri, sai, non sono pochi, sai. Apposta. Lo sai che io riesco a... Non so se mi hai capito. Che riesco a fare quello che certi uomini non riescono a fare perché non ci arrivano. Certo. Io me lo prendo in bocca, Iginia, io riesco a prendermelo in bocca. Ma non lo faccio, Ho capito. Ho provato un paio di volte ma non mi piace. Ho capito. Però potrei riuscirci, capisci? Ci credo, in quel modo lì. Sì, non sei, io sono anche molto eccitato, tu no? Ma cioè io no. Ti ho detto, questa telefonata non è. Ma chi lo sa come mai? Ho detto, me ne era successa un'altra, che poi è andata una bolla. Ho detto non ero io, No, diamine, perché poi sta persona qui lo incontra a ballare. Sì, Tant'è vero, eravamo amici, non lo voglio nemmeno più salutare perché non mi è piaciuto, insomma. Perché da amici si presenta in un certo modo e poi un altro, non sta nemmeno bene. Ma lui che cosa ti ha fatto che non ti è piaciuto? No, non mi è piaciuto col fatto che io questa persona che mi chiamava, poi lo conosco. Ecco, lui... Lo conosco molto bene, cioè io l'ho conosciuto su dalla voce. Ho capito. È un amico che io tanto tempo fa ci avevo anche ballato, perché non balla male, un uomo già grande, non so se aveva qualche anno meno di me, mi dava un altro nome. Però la voce era quella, io dicevo ma come? Eppure mi sembra, però che vuoi al telefono, sai, tanto non l'avevo mai sentita al telefono sempre così fuori a parlarci, sì. Ma non è che ci parlavo molto perché Oddio, lì si parla con tante persone, non è che le voci poi rimangono molto tanto dentro, perché non era una persona, un amico, ma non era niente altro, alle quali sposato, nonno pure, insomma, sono rimasta anche male, non posso sapere ma come, io conosco la moglie, poteva anche se pure stupido, no? Perché se mi hai detto guarda Gina sono Giulia e tanto non ti vedo, se andiamo a ballare balliamo, io dopo mi sono offesa perché ha telefonato 4 volte insistentemente un sacco di parole, di stupidaggini che non sono adatte nemmeno non erano adatte né a lui né a me, non l'ho accettate tanto perché... Cioè ti ha parlato di cose sporche, di cose... No, cose semplici, nel senso mi dici te che gli piacevo tanto, che mi aveva vista ballare, e tutte queste anche complimenti, però mi hanno dato fastidio perché è una persona che mi conosci, non aveva senso questa telefonata, secondo me no. I fermati di persona sono sempre lì, ce l'hai visto, io... Capisci? Ho capito. Insomma, non sono una donna, ma come te la prendi? Te che devi portarti la macchina? Ma che cacchio non si dice qua? Io sono una persona libera, disponibile, certo, ma questa è la mia scelta. Insomma. Sì, Gilia, sì. Ho capito benissimo quello che vuoi dire. Mi ha dato il telefono un amico, non te lo dico, poi dopo me l'ha anche detto, io a parte con chiuso lì, che invece che non ci credo, ma in ogni modo io sono costretto, guarda, non mi salutare nemmeno più quando mi incontri, perché io non lo voglio. Che me ne faccio? Sembra la mora antonelliana. È vero, sì, Gini, hai ragione, hai tutte le ragioni, guarda, io te l'appoggio volentieri. Ecco perché ti ho detto che la telefonata mi è misteriosa, perché mi è capitato... Virginia, sembra il campanile di San Marco a Venezia. Sembra l'Empire State Building. Sì? Nel senso? Sì, certo. Via perché qualche amicizia mi telefona, non di amicizie io abbia qualche uomo, però ho tante amicizie anche di moglie e marito, di amiche femmine, amici, ma insomma appunto sapendo mi sento un po' bene, mi domandano. Sembra la Tour Eiffel, Virginia, c'ho la Tour Eiffel fra le cosce, c'ho la Tour Eiffel, madonna senti che roba Virginia, vero? Sì, Virginia, madonna ragazzi, senti là, ogni cosa, tu vedessi le palle poi, Virginia, sì. Non gli ho dato molto peso, ecco. Sì, no, io spero che tu dia più peso a me perché spero almeno, no? Che tu non mi scambi, io infatti in realtà non ti conosco, solo di vista, per cui non sono come quello lì che ti conosceva e ha fatto tutto questo. Capito, questa manovra. Guarda, sul tizio, ti fai spiegare chi stai, no, hai ragione. Secondo me è più carino. Sì, certo. Oddio, Ginia, sapessi, guarda, sempre di più, Quella tua voce mi fa sempre più questo effetto, sai? Niente. Niente, altro che niente, qui c'è tutto, Virginia. A parlare, senti voce
penso solo a parlare, pensa quando ti vedo. Io guarda, la tosse no, Eginia, la tosse no, guarda, mi eccita la tosse. Ci vediamo domenica, Eginia. Sì. Io mi presento a te e ti dirò sono Ugo, va bene? Certo. E tu mi riconoscerai se vedi questo grande, se vedi questo gonfio non mi prendere in giro, Eginia. No. È una cosa, cioè è lui, insomma, è lui. Pensi di riconoscermi, non si è mai visto. Certo che ti riconosco. Io riconosco te, ma tu magari non riconoscerai. O forse dirai, sì, ti ho visto magari, ma mi conoscerai di vista, ragazzi, sai, perché nello stesso ambiente mi avrai visto. Oddio, Eginia, guarda, io non so che cosa devo fare a questo punto. Io guarda, non so, anche perché quando mi succede poi prima che vada giù ce ne vuole, sai, ce ne vuole, mamma mia. Io farei un salto da te, Eginia. Davvero, guarda, posso fare un salto da te? Eginia, guarda, non resisto, ho bisogno di te, Eginia. Speriamo che questa amicizia venga più approfondita. Porca miseria, io approfondisco, io trivello, io sono un pozzo di petrolio, io c'ho la trivella, Eginia, veramente, guarda, le donne che hanno fatto l'amore con me non se ne sono mai pentite, se sono sopravvissute, quindi sapessi, Eginia, ci vediamo oggi stesso. No, oggi non posso. Oddio, guarda, come faccio? Secondo te come faccio ora? Dalla casa perché non è che sto bene, appunto voglio uscire proprio domenica, là voglio vedere se mi riguardo un attimo. Allora domenica, Eginia, domenica, va bene? Io e te domenica vedrai che sarà bellissimo. Preparati, Eginia, a questo incontro. Io mi preparerò spiritualmente e fisicamente, d'accordo? Ciao, Eginia. Ciao, amore mio, ci vediamo. Ciao, sì. Ciao. Oddio! Cielo enorme, c'è un batocchio! Din dan, le campane! Potrei suonare le campane! Madonna, ragazzi, potrei andare sulla luna con questo razzo! Io dietro, sì, attaccato! Allora! Eginia! Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete